Negli ultimi 20 anni 6.000 neonati prematuri sono sopravvissuti grazie alle cure dei medici della terapia intensiva e patologia neonatale dell'ospedale di Padova. Bimbi talmente piccoli da poter essere tenuti in una mano. Il più piccolo pesava appena 380 grammi. Dopo 5 mesi trascorsi in ospedale è tornato a casa da mamma e papà. Oggi la terapia intensiva neonatale ha aperto un nuovo edificio collegato tramite un ponte all'attuale reparto. Eccole le 20 nuove culle che fanno salire così a 35 le postazioni. Da tempo si attendeva quest'opera realizzata con una tecnica innovativa e poco invasiva per la vita dell'intero ospedale, in appena 150 giorni per un costo complessivo di 1.800.000 euro. La realtà di Padova infatti è centro hub del Veneto per la neonatologia, in grado di assistere i neonati sotto il chilo e mezzo. Negli ultimi anni però il reparto, che accoglie i nati prematuri da tutta la regione, era sempre sovraffollato. Noi abbiamo circa 400 ricoveri e come vi dicevo prima abbiamo 110 bambini al di sotto dei 1.500 grammi, siamo i terzi in Italia come numero di bambini così piccoli, anche perché Padova è centro di riferimento per le gravidanze a rischio, quindi quando c'è una gravidanza a rischio la mamma viene trasportata qui. Ora nella nuova struttura, oltre alle 20 nuove culle, c'è anche una stanza isolata per gli interventi necessari al momento della nascita e una stanza dove i genitori dei piccoli possono stare 24 ore su 24. Nella situazione in cui eravamo prima i genitori purtroppo potevano stare solo poche ore al giorno, adesso con l'ampliamento i genitori faranno parte del reparto e potranno seguire il loro bambino anche tutto il giorno. Soddisfatto il direttore dell'azienda ospedaliera Luciano Flor, questo è il primo passo verso il grande polo della mamma e del bambino che proprio qui nell'area dell'ospedale Giustinianeo dovrebbe sorgere con l'avvento del nuovo polo ospedaliero.